del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sono collegati con noi attraverso TV 2000. Preghiamo certamente per noi, ma preghiamo anche per tutte quelle persone che portiamo nel cuore. E invochiamo Maria in questo Santo Rosario con un titolo bellissimo, Maria che scioglie i nodi. Questa sera meditiamo i misteri della luce, i misteri luminosi del Santo Rosario. Primo mistero della luce, Gesù è battezzato da Giovanni. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo battesimo nel Giordano. Donaci per intercessione di Maria di vivere da figli della luce. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero della luce. Gesù si rivela alle nozze di Cana. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo intervento a Cana. Donaci, per intercessione di Maria, di dissetarci alle fonti della grazia. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero della luce, Gesù annuncia il regno di Dio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua predicazione. Donaci, per intercessione di Maria, di convertirci al tuo Vangelo. Maria che scioglie i nodi, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura sul monte. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua trasfigurazione. Donaci, per intercessione di Maria, di camminare alla luce del tuo volto. Maria che scioglie i nodi, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero della luce, Gesù istituisce l'Eucaristia. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero dell'ultima cena. Donaci, per intercessione di Maria, di partecipare con frutto alla messa eucaristica. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo le intenzioni di Papa Francesco,
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te gloriamo noi figli di Eva, a te sospiriamo in questa mare di lacrime, verso l'umbra pecata nostra, rivolgi a noi l'occhio tuo misericordioso, e mostraci dopo qualsiasi Figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato. Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Parliamo ovviamente principalmente del caldo che sta facendo in Europa in questi giorni e cominciamo guardando le immagini del satellite che ancora una volta ci mostrano un'Europa praticamente senza nuvole, sempre per colpa o merito, a seconda dei punti di vista, dell'alta pressione nordafricana che continua a tenere in scacco
tutta l'Europa. Le perturbazioni sono costrette a passare attorno, quindi a ovest del Portogallo e alle alte latitudini. Le macchie bianche che si vedono sul nord Italia sono temporali di calore che si formano tra pomeriggio e sera sulle Alpi, anche sull'Appennino, ma in realtà non cambiano la massa d'aria attorno a noi. Quindi con questa bolla africana che continua a investire l'Europa, Spagna, Francia e Inghilterra per il momento le aree più interessate, con la Francia che ha superato i 40 gradi anche con diverse vittime purtroppo. Prossimi giorni con aria più fresca che raggiunge l'Europa occidentale e spinge quindi questa massa d'aria rovente più verso l'Europa centrale e l'Italia. Quindi attenzione, verso il fine settimana anche da noi ulteriore aumento delle temperature, punte di 38-40 gradi. Sarà davvero pesante. Già in Europa li stiamo registrando, come vi dicevo, in Francia, ad esempio, anche oggi previsti 40 gradi a Parigi, ma tutta l'Europa sta registrando temperature davvero molto alte. Da noi minime, anche loro elevate, non si scende sotto i 26-27 gradi in molte zone anche di notte, quindi si parte al mattino presto che fa già caldo e nel pomeriggio punte anche di 35-36 gradi, ma ripeto, nei prossimi giorni saliranno anche di più le temperature fino a portarci al fine settimana con valori fino anche a 38-40. Caldo pure il mare, in particolare il Mar Ligure, l'Alto Tirreno, il Mar di Corsica, il Basso Tirreno, l'Alto Adriatico sono tutti bacini che già toccano i 26-27 gradi di temperatura, quindi anche i nostri mari hanno temperature sopra la norma, anche se comunque queste temperature riescono a mitigare un po' la calore, quindi al mare si sta un po' meglio, però c'è l'umidità che si fa sentire. Basta, chiudo anche con la previsione dei temporali perché continuerà a farne, quindi sono giornate queste che nelle ore pomeridiane e serali si forma qualche acquazzone Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, però si tratta appunto di fenomeni per lo più di breve durata, capiterà anche nella giornata di giovedì. Con questo è tutto, ma per i dettagli e soprattutto sapere quando finirà l'ondata di calore vi aspetto sull'app gratuita di Trebi Meteo. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per me la comunità è una famiglia, cioè una famiglia vera perché ti accompagna nel mondo e ti custodisce. Una definizione di questa comunità, oltre che famiglia, penso sia unità, sì, unità. I missionari e le missionarie della Via per me rappresentano testimoni di fede autentica. È una porta aperta per tutti. Ho deciso di entrare in questa comunità saranno 7 anni fa perché sono capitata per caso a messa e ho notato, quando Fra Uli faceva la messa, ho notato che nell'omelia sembrava parlasse di me. Lì ho capito che la parola di Dio tocca a ciascuno nei cuori, no? La mia vita sicuramente, grazie alla presenza dei consacrati, ma anche di tutti i laici, è cambiata in particolar modo rispetto alle relazioni. Se io nel mondo i miei amici, i miei conoscenti li ho sempre scelti, ad oggi invece mi trovo insieme a delle persone che probabilmente nel mondo non avrei mai scelto, però perché sono diverse da me, però questa diversità in realtà rappresenta proprio la fonte di ricchezza. Sia i missionari che la comunità dei laici mi hanno proprio aiutato nel mio cammino di fede perché attraverso di loro io ho incontrato Cristo. Da laici, da loro cosa impariamo? Impariamo tante cose alla vita, impariamo che ognuno ha un mondo, impariamo a piangere, impariamo a sorridere, impariamo a gioire, è il senso del camminare insieme.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ci ha manifestato l'amore del Padre suo. In quest'ora in cui noi lo contempliamo sulla croce, diciamo: O Gesù, tu sei appena morto, e una sorgente di vita è sgorgata per le nostre anime. O sorgente di vita incomprensibile, misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitato morte, salì al cielo, siede alla destra Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità
del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa
dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio unico e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Per me la comunità è una famiglia, cioè una famiglia vera perché ti accompagna nel mondo e ti custodisce. Una definizione di questa comunità, oltre che famiglia, penso sia unità, sì, unità. I missionari e le missionarie della Via per me rappresentano testimoni di fede autentica. È una porta aperta per tutti. Ho deciso di entrare in questa comunità saranno 7 anni fa perché sono capitata per caso a messa e ho notato, quando Fra Uli faceva la messa, ho notato che nell'omelia sembrava parlasse di me. Lì ho capito che la parola di Dio tocca a ciascuno nei cuori, no? La mia vita sicuramente, grazie alla presenza dei consacrati, ma anche di tutti i laici, è cambiata in particolar modo rispetto alle relazioni. Se io nel mondo i miei amici, i miei conoscenti li ho sempre scelti. E la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, dalla Santa Casa di Maria vogliamo unirci a tutti i fratelli e le sorelle che pregano insieme a noi, magari tutti quei fratelli e sorelle che si trovano sui letti di ospedale, i nostri fratelli carcerati e magari anche quelli là che ci ascoltano in macchina mentre vanno al lavoro. Riconosciamo i nostri peccati e lasciamoci toccare dalla grazia di Dio. Pietà di noi, Signore. Con noi di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà.
Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro dei Re. Quando divenne re, Joachim aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. E Joachim, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò a tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachim. Inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri in numero di 1.000, e tutti gli uomini validi alla guerra. Il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Joachim Mattania, suo zio, cambiandogli il nome in Sedecia. Parola di Dio. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo diventati il disprezzo dei nostri vicini, lo schermo e la derisione di chi ci sta intorno, fino a quando sarai adirato, Signore, per sempre, arderà come fuoco la tua gelosia. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati, presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Se uno mi ama osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? Nel tuo nome non abbiamo forse cacciato demoni? Nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, trariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, anche noi rimaniamo stupiti davanti alla parola di Gesù. Ascoltando la sua parola possiamo dire che rimaniamo senza parola, perché la parola di Gesù è una parola impegnativa, una parola che inquieta, che scuote, una parola che trabocca di buon senso. E nonostante questo Gesù non fa appello magari a un ruolo o al suo ruolo e non vuole neanche farlo secondo magari autorità, ma Gesù è autorevole. Attenzione, perché essere autoritario è un'altra cosa, essere autorevole è un'altra cosa, perché Gesù non impone. Chi è autoritario invece ha anche il potere, ma impone quello che dice. Gesù invece è autorevole, Gesù propone, Gesù non costringe, ma la sua parola, pur essendo tagliente, è una parola liberante. E quello che Gesù ci dice lo possiamo verificare molto bene nella nostra quotidianità, nella nostra vita di devozione e soprattutto nel nostro cammino cristiano. Non basta essere discepolo di Gesù, non basta avere continuamente il nome di Dio sulle labbra, ma oltre a fare tutto questo, la nostra vita deve coincidere con quello che diciamo nella preghiera, perché al Signore non interessa soltanto quello che noi diciamo nella preghiera, no, al Signore interessa tutta la nostra vita, la preghiera e poi la nostra vita che deve coincidere con quello che diciamo. San Giacomo dice: la fede senza le opere è una fede morta. Ma se noi ci accontentiamo di andare in chiesa, magari ci capita di andare in adorazione, ci capita anche di passare nella Santa Casa di Loreto e tutto finisce là e la nostra vita non è compatibile con quello che viviamo nella nostra preghiera, non sarà una preghiera autentica. È vero che Gesù stesso ci invita diverse volte alla preghiera comunitaria, alla preghiera personale, ma se tutto questo non si traduce
nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita di tutti i giorni, Gesù dice non avrebbe nessun senso. Le parole di Gesù sembrano dire proprio, magari vai pure in chiesa, vai pure a pregare davanti al Santissimo, vai all'adorazione, vai alla catechesi. Se fai tutte queste cose, tutte cose belle, no, però poi se non si traducono nella nostra vita non hanno nessun senso. È proprio qui che il discorso diventa un discorso molto difficile, perché per noi che fino in questo momento della nostra vita ci siamo soltanto accontentati di andare soltanto in chiesa a fare le pratiche religiose, a fare pellegrinaggi, pensando che tutto questo servirà per la salvezza della nostra anima, allora fino adesso abbiamo sbagliato. È proprio qui che dobbiamo stare attenti alle tentazioni del maligno, perché non tutto quello che è bello entra a essere la volontà di Dio. Però poi Gesù dice che tanti di quelle persone là diranno: no, ma ti conosciamo, nel tuo nome abbiamo predicato, abbiamo fatto anche dei miracoli nel tuo nome. Qui il discorso diventa un discorso troppo impegnativo e ci possiamo chiedere a questo punto: ma anche chi ha responsabilità all'interno della Chiesa, chi è sacerdote, chi è vescovo, possono anche andare alla perdizione? Diciamo certo, se sei vescovo o sacerdote e magari sei pure bravo, perché tante persone sono bravi, si presentano semplicemente come degli amministratori, le cose spirituali non interessano a loro, eppure quello che fanno viene anche riconosciuto dall'alto e loro pensano che quello che stanno facendo va tutto bene. No, perché se quello che fanno, perché finché vogliamo dare degli ordini, delle indicazioni alle altre persone, siamo tutti bravissimi, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Anche con la nostra fede è esattamente così. Quindi il Vangelo di oggi mette al centro della nostra vita due parole: ascoltare e poi praticare. Ascoltare la parola di Dio, che non basta, ma dobbiamo mettere quella parola in pratica. Quindi dobbiamo chiederci: la nostra fede, la casa della nostra fede, dove è che la vogliamo costruire? La vogliamo costruire sulla roccia o la vogliamo costruire sulla sabbia? Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, questo sacrificio, a gloria e gloria del suo nome, per il nostro Dio la sua sapienza. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria,
Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, perdona noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola che io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te.
Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa, con il tuo sì, hai accolto il Dio della vita. Aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della divina grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Preghiamo grazie a Dio. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. L'intera rete ferroviaria tedesca si è fermata a causa di un problema al sistema di comunicazione, lasciando a terra migliaia di passeggeri. L'intera rete ferroviaria tedesca si è fermata martedì a causa di un problema al sistema di comunicazione. L'interruzione ha lasciato migliaia di passeggeri